Anche ai residenti nell'isola del Carciofo Violetto, a Sant'Erasmo, nella laguna di Venezia, sono arrivate le mascherine. A consegnarle i volontari della Protezione Civile di Venezia e Burano. Il plauso e il ringraziamento da parte di tutta la comunità. Un ringraziamento alla Protezione Civile di Venezia, alla Protezione Civile di Burano, del Lido e di Pellestina per la distribuzione delle mascherine. Un grazie a tutti i volontari, anche alle parrocchie, alle persone che hanno aiutato le persone anziane per quanto riguarda questa distribuzione. Ne arriveranno ancora anche nelle isole appunto più disagiate e più lontane, come Sant'Erasmo, Burano Murano, fino al Lido e Pellestina. Non lasciamo soli nessuno. Questa è la promessa mantenuta dai volontari e associazioni al servizio gratuitamente per chi ne ha più bisogno e l'impegno è stato rispettato in pieno. Ringraziare tutte le famiglie e le persone che in questo periodo sono rimaste a casa perché i dati del contagio sono in calo. Quindi cerchiamo di resistere ancora un po' di giorni fino a metà aprile e fare in modo appunto di passare questa fase dell'emergenza del coronavirus. L'appello è anche quello di restare uniti nelle comunità più piccole come le isole della laguna dove, nonostante le difficoltà, c'è un forte senso di appartenenza. E cerchiamo di resistere appunto per il bene nostro, della nostra salute, ma soprattutto per il bene dei nostri figli e delle persone anziane che ne hanno bisogno. Quindi cerchiamo di rimanere a casa per un ultimo periodo